Ieri c'è stato un gran bel convegno, io direi bello nel senso sia di numero di persone che sono arrivate, organizzato da Forza Italia, dal direttivo di Forza Italia, da Beniamino Bosco, ma bello anche oltre per il numero di persone, per come è stato organizzato in pratica, perché c'è stato, diciamo, è stato richiesto un coinvolgimento da parte, diciamo, del pubblico con delle domande abbastanza precise, alle quali sia il parlamentare Tosi che diciamo la senatrice Tofanin insomma hanno dato delle spiegazioni, hanno dato delle indicazioni, hanno dato delle risposte comunque, diciamo, interessanti. Ecco, per inciso, non è per piaggeria, ma complimenti, perché in questa stagione politica non è così facile portare così tanta gente, saranno state circa 150 persone, e tra l'altro non erano tutte quante al Parco Hotel, e tra l'altro non erano tutte quante, diciamo, solo di Chioggia, ma anche nell'Interland della provincia di Venezia c'erano altri amministratori e c'erano anche altri rappresentanti della parte di Rovigo che comunque sono venuti a vedere, sono venuti a ascoltare, e quindi sicuramente è una cosa molto positiva. Tra le altre cose ci sono gli interventi, li abbiamo già caricati, quindi potete sentire sia gli interventi che si sono susseguiti, ma anche, diciamo, le risposte della Tofania di Tosi. Ci sono i vari link nella playlist che trovate alla fine del servizio. Una cosa che a me onestamente è piaciuta, il fatto che comunque Forza Italia si sono aperti anche, diciamo, alle istanze della società civile, e infatti hanno fatto intervenire anche l'avvocato Bosco Gioacchina, che tra l'altro con Forza Italia ci azzecca sicuramente ben poco, e con questa sua proposta, di cui sapete che non siamo molto sullo stesso piano, che continuano a parlare di Romea Quattrocrasie, dove a fronte della realtà oggettiva, quando ancora non riusciamo a chiudere il ponte sul Brenta, il ponte della Fossetta e varie altre situazioni, fa sorridere il fatto che si continui a propagandare una cosa che nella realtà dei fatti è assolutamente impossibile. Però, nonostante questo, bene che si faccia parlare anche altre persone che non sono della stessa linea, ma anche di altre, diciamo, di altre rappresentanze, di altre, diciamo, parti della società. E su questo Tosi ha precisato che facendo parte della commissione diciamo trasporti del Parlamento, se il Veneto manda una proposta sarà ben lieto di seguirla, quindi, diciamo, vedremo un po' quali saranno questi futuri diciamo risultati. Io credo che basterebbe concentrarsi su qualche rotonda precisa, tipo per Cavanella d'Adige oppure quella dei Valli, che la stanno facendo, piuttosto che proposte diciamo molto campanili. Detto questo, per concludere, l'agenzia Venice Waterlink, in collaborazione con la Raffaello Navigazione, in aprile e in maggio vi accompagnano da Sottomarina a Venezia il sabato, la domenica e i festivi, e alle isole Burano, Murano e Torcello la domenica. Per maggiori informazioni telefonare allo 041 8626 373, per prenotazioni online sul sito venicewaterlink.com. Intanto voglio ringraziare il Comune di Chioggia per aver ospitato oggi, e ringraziare il Sindaco per essere qui con noi a parlare del NAS e inaugurare questa manifestazione. Spero che siano 2 giornate di sole e vi divertiate, e vi ringraziamo. Vuole dire 2 parole? Salutare tutti e ringraziare voi. Ringrazio anche Riccardo Grigolo, che ovviamente è il consigliere comunale delegato anche agli eventi. Qualcuno mi sta guardando, il sindaco si deve ancora sposare, quindi ha portato, no, sono già sposato, quindi, diciamo, abbiamo pensato alle coppie che si dovranno sposare e a portare comunque qualcosa di nuovo anche nella nostra città, visto che, insomma, si sta parlando di matrimonio. Poi ho trovato anche degli amici di Spinea, ecco, calzature da Marceo, c'è anche lo sposo, benissimo. Allora, niente, tagliamo il nastro, se Riccardo vuole dire qualcosa. Buongiorno.
buongiorno a tutti, e diciamo che sia da auspicio a tutte le coppie per venirsi a sposare qui nella bellissima Chioggia. Quindi diamo inizio. E vi aspetto anche oggi pomeriggio alle 16:30 perché ci saranno la sfilata con i pelosetti, gli amici a quattro zampe vestiti da sposi. Io ho 4 cani e 2 gatti a casa, stavo già pensando, ma sono già destinati, e anche domani pomeriggio la sfilata, ecco, con gli abiti da sposa, e ovviamente però oggi pomeriggio la giornata dedicata anche ai nostri amici a quattro zampe vestiti da sposi, insomma. Quindi un pomeriggio importantissimo e bello, perché ovviamente ho trovato un sindaco amante degli animali, ho 4 cani e 2 gatti a casa e va bene. 3, 2, 1. Ok. Oggi 23 settembre e domani 24, in corso del Popolo a Chioggia, ai piedi del municipio e sotto il porticato dello stesso, si tiene Sposi Oggi a Chioggia, una fiera dedicata al mondo del wedding, aperta al pubblico e in particolare alle coppie a un passo dal matrimonio. Dalle 10 del mattino alle 20 ci saranno l'area benessere e relax, il servizio caricature, l'esposizione di auto d'epoca e di lusso, la sfilata abiti da sposa e i gioielli. Inoltre, Miss Sposi Oggi Pet. Questa mattina, alla presentazione degli stand, l'atmosfera si è immersa nelle nozze reali dei nostri concittadini, che sono convolati appunto a nozze in un ambiente total wedding. Carissimo mister Andreucci, buongiorno. Buongiorno. Passiamo al Buongiorno. Ballarin. Oggi un po' più fresco del solito, ma comunque le giornate continuano a essere belle. Sì. Beh, diciamo, al di là del tempo meteorologico, dopo 2 belle partite, insomma, in cui questo inizio di campionato sta andando benino, anche se voglio dire, anzi beh, direi molto bene, ma sappiamo che insomma abbiamo fatto le partite, ma il resto come sta andando? È normale che poi quando vengono i risultati c'è anche più entusiasmo, però siamo solo all'inizio, bisogna stare tranquilli, ne avremo tanto equilibrio, perché poi si sa che nel calcio le cose fanno presto a cambiare, una partita cancella l'altra, per cui bisogna giocare una partita alla volta e dobbiamo prepararci bene. Siamo ancora all'inizio, credo che la nostra squadra debba crescere ancora, come è normale che sia per una squadra che ha cambiato così tanto. Il fatto che in queste partite siano venuti dei risultati positivi sicuramente è un buon viatico, però bisogna sempre stare tranquilli e avere tanto equilibrio.
Io lo dico sempre che ho poca esperienza del calcio, ma mi sembra che questo Castagnetto non si conosca abbastanza, non so cosa ne sai di questa cosa, si può dire di questa squadra? Ma il Castagnato è una squadra che ha passato il turno di Coppa, poi ha fatto 2 risultati positivi in campionato, è una neopromossa ma ha giocatori interessanti, li abbiamo visti. Il nostro campionato di Serie D non si può dare niente per scontato e noi lo sappiamo bene, per cui è una gara contro un avversario che magari non si conosce, però che può creare parecchie insidie, come ha fatto domenica scorsa quando è andato a pareggiare la partita all'ultimo secondo. E quindi domani che tipo di gara ti aspetti? Ma mi aspetto una gara molto combattuta, noi dovremmo avere tanta pazienza, dovremmo sapere che sicuramente l'avversario è un avversario che quando gli lasci campo, gli lasci spazio, è un avversario pericoloso. Noi dobbiamo avere tanto equilibrio in campo e ognuno nel proprio ruolo deve dare il massimo, perché sappiamo che la nostra forza in queste partite è stato giocare da squadra, per cui dobbiamo confermare queste cose qua. Bene, allora ricordiamo che domani la partita è qui in casa al Ballarin, sono alle 15, giusto? Quindi continua alle 15 e quindi saremo qui numerosi a seguire la nostra gara, la nostra squadra. Speriamo che il pubblico risponda, perché la squadra ha bisogno dei suoi tifosi, e per cui ci vediamo domani, speriamo di essere numerosi. Grazie. Grazie a voi. La nostra laguna, i nostri ponti, il nostro passatempo, il nostro forte, la nostra spiaggia, la nostra birra. Obiettivo Birra, la birra nata a Chioggia e prodotta in Italia. Troppo spesso le biciclette elettriche o muscolari vengono sottratte al legittimo proprietario, rubate e poi abbandonate, ma capita anche che vengano dimenticate in un parcheggio chiuse da un lucchetto. Passa il tempo e se non vengono recuperate i vandali finiscono con l'accanirsi contro, non solo loro però, presupponendo che se per mesi nessuno se ne occupa non siano di nessuno, capita che qualcuno finisca con l'adoperarle come scorta di pezzi di ricambio e così spariscono selle, ruote, manubri, pedali, lasciando a terra relitti di biciclette che urlano vendetta e che sono un chiaro esempio di degrado. Ci si chiede quindi a chi spetti portarle via e dare loro una degna sepoltura in qualche discarica. Bisogna aspettare che il proprietario si ricordi di aver parcheggiato una bici e decida di portare a casa un relitto qualche mese dopo, o spetta all'azienda per il trasporto rifiuti, o spetta ancora alla polizia locale in quanto potrebbero essere rubate. Vanno custodite nonostante le condizioni in cui si trovano in un deposito dedicato agli oggetti smarriti o cos'altro. Nel frattempo, visto che a quanto pare nessuno sembra sapere come vanno trattate, queste nelle immagini restano ai piedi del cavalcavia di Borgo San Giovanni, probabilmente parcheggiate da qualcuno per poter prendere il bus per andare al lavoro fuori Chioggia e poi dimenticate. Allora, qui abbiamo delle cozze alla tarantina, cozze con il pomodoro già così in vaschetta, già pronto. Sono state messe dei crostini, che è un tipico piatto italiano, e del prezzemolo che dà un senso di freschezza e per il periodo estivo è un ottimo antipasto. Vi proponiamo una poesia su Zioba, l'autore è Roberto Bonivento, è un dipendente dell'ASL, a voi l'ascolto. El Zioba, pien de bici da San Giacomo a Rivamare, finalmente in piazza, ti le devi schivare. Non passa e piglia anche un pomorin, dise cose ferme doffiò in motorin. Oh, ti me via addosso, barbastero, cos'ha sto al posto del cervello? Giovani e vecchi, se trove di ogni razza, acciosa ingrumai su e su per piazza. Una vecchia che spense, la teschissa un pie, quanto costa sta maggetta? Quella 20 sie.
tutti sti schei, ise massa, visciandola come una strassa. Ma semo mondo mai dagli ambulanti, spendemo pischei del dì dei santi. Sì, e con salto del mercato lo recuperemo la prima festa libera che troviamo. Se vi è piaciuta fatecelo sapere nei commenti e se volete iscrivervi al canale basta che cliccate sulla campanellina del canale YouTube. Vi ricordiamo che l'autore è Roberto Bonivento e vi ricordiamo che domenica 1 ottobre ci sarà il recupero del mercato settimanale perso durante la Sagra del Pesce. Ciao a tutti, buona giornata. Ieri abbiamo avuto modo di parlare di pesca con vari esponenti a livello di organizzazione, di categoria, di rappresentanza e ci sono stati illustrati i problemi maggiori del settore attualmente. Uno ormai è sulla bocca di tutti ed è il famigerato granchio blu che preoccupa realmente, soprattutto in quanto, essendo una specie relativamente nuova per il nostro litorale, non se ne conoscono ancora totalmente i comportamenti, le potenzialità di sviluppo della specie che si teme invaderà letteralmente le aree di pesca, abbattendo una categoria, quella dei pescatori. Ok, fondi, sussidi, le misure economiche a tutela dei pescatori che vedono le loro risorse decimate da questa specie, ma si chiedono deroghe all'utilizzo di attrezzi che permettano una veloce e consistente cattura, strumenti che sono stati vietati a suo tempo in quanto rovinano i fondali, ma in questo momento di emergenza li si deve poter utilizzare. L'alternativa è che i fondali vengano predati delle specie che ora li abitano, ma con il granchio blu a fare da padrone e a impedire la formazione di qualsiasi colonia predabile. Urgente anche l'altro problema evidenziato dalla categoria, la mancanza di un ricambio generazionale. Giovani che vogliano intraprendere il faticoso mestiere della pesca ce ne sono sempre meno, il lavoro è stancante, sfibrante, pesante. Un tempo il guadagno c'era, oggi le direttive europee emettono continui paletti che rendono sempre più complessa la gestione di un motopeschereccio. Il futuro è molto incerto per questo settore che nel territorio è il fiore all'occhiello. Gli stessi pescatori di vecchia data stanno perdendo l'entusiasmo e cominciano a rassegnarsi a ciò che accadrà. Un mestiere che offre un prodotto che i pescatori non stanno valorizzando, vendendolo a prezzi irrisori a commercianti che si dice riescono comunque a ricavare un profitto di tutto rispetto, in quanto non si vuole che il prodotto sia svalutato. Troppi problemi in questo settore che sta diventando fragile, a rischio di estinzione, ci dicono abbattuti. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco.